Il rischio è sempre dietro l'angolo, quindi grazie oggi al nuovo codice di protezione civile del 2018 se abbiamo uno strumento dinamico, fluido, ma che comunque va calato nelle varie comunità locali. Tutto questo bisogna farlo attraverso una pianificazione, ma soprattutto sollecitando tutte le associazioni che vengono chiamate in causa in caso di rischio. Chiaramente il ruolo dei prefetti è importante, il ruolo cerniera, ma chiaramente questo va poi assommato a quello invece del ruolo del sindaco, che invece è l'interfaccia con la comunità, con il territorio. Oggi, grazie all'evento organizzato dalla Protezione Civile regionale, ricordiamo qual è il rischio che ogni giorno ci attanaglia, quindi anche grazie ai ragazzi Catania ha fatto già tantissimo. Abbiamo approvato il piano di protezione civile, abbiamo il progetto il warning, che è praticamente allerta precoce, e abbiamo oggi, grazie al servizio civile, 8 ragazzi che ci danno una mano e che sicuramente nei prossimi giorni attiveremo insieme ai consigli di quartiere per far conoscere le varie scuole quello che è il piano. Quindi oggi, grazie al dottore Cocina, grazie alla Protezione Civile, grazie a tutti gli uomini e a tutte le donne che si impegnano tutti i giorni per rendere la nostra terra sempre più sicura.